Continua anche nel Bassanese la stagione difficile del commercio e mentre cresce il numero di serrande abbassate, la regione pensa a promuovere le sue botteghe storiche. Serrande abbassate, vetrine spente. È un vero e proprio bollettino di guerra, quello che ormai da mesi sta registrando il comparto del commercio a Bassano. Stando agli ultimi dati forniti da Confcommercio nei quartieri periferici della città, le attività commerciali chiuse superano anche il 40% del totale. Esempio emblematico quello di via Angarano. A pochi passi dal Ponte degli Alpini sono ben 5 i negozi chiusi. Eppure, proprio i negozi, ne sono convinti in molti, potrebbero rappresentare un'importante risorsa per l'economia turistica della città. Ne è convinta anche la Regione, che ha riaperto i termini per l'inserimento dei negozi nell'apposito elenco delle botteghe storiche. Un appello ai commercianti bassanesi arriva dal consigliere regionale Nicola Finco. È un'idea che serve più che altro per valorizzare magari degli antichi lavori, delle antiche tradizioni, ma soprattutto quei lavori che purtroppo si stanno perdendo. L'occasione è anche per creare una rete regionale delle botteghe storiche, in modo anche da valorizzarle a livello turistico. Per essere riconosciute come botteghe storiche, le imprese devono esistere da almeno 40 anni. Quello che stiamo pensando come regione è creare un logo da porre in ogni bottega storica e poi anche prevedere in qualche forma anche delle agevolazioni finanziarie. La richiesta deve essere avanzata ai comuni di appartenenza entro il 31 ottobre prossimo. E anche il nostro TG Linea Aperta continua ad occupare